Carlo Griffoni, sono il direttore di gestione di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto e in questo momento ci troviamo nell'ufficio di programmazione trapianti biostatistica dove sostanzialmente si organizzano e si programmano i trapianti che Fondazione permette di fare con la distribuzione dei propri tessuti oculari. Fatto 100 le regioni Veneto e Friuli, ovvero dove noi andiamo a coprire tutta quanta il fabbisogno di queste due regioni, facciamo il 40% del distribuito italiano, lo copriamo noi con le nostre cornee. All'estero facciamo un 10-15% di distribuito. Abbiamo una collaborazione con dei centri chirurghi e facciamo delle missioni umanitarie e tutti i costi sono a carico di Fondazione. I centri di riferimento chiamano questo ufficio e con noi si comincia a fare già una prima programmazione. Una volta che si decide la data, il chirurgo ci invia una richiesta dove scrive l'anagrafica del paziente, le patologie che richiede l'intervento e il tipo tessuto di cui ha bisogno. I tessuti che noi distribuiamo sono tessuti corneali, poi ci sono le cornee lamellari anteriori che servono per patologie tipo il keratocono e cornee per endokeratoplastica dove si va a trapiantare soltanto la membrana endoteliale che è la nuova frontiera del trapianto. Oltre ai tessuti corneali distribuiamo anche membrane amniotiche e sclere, che non è altro la parte bianca del bulbo oculare e questo qua permette di andare a chiudere, soprattutto in fasi di interventi tipo glaucomi dove c'è l'inserimento di una valvola, si va a fare un patch sclerare oppure nel caso di più problematico in fase di enucleazione dove si fa l'esportazione di tutto il bulbo oculare. L'obiettivo che abbiamo per un futuro di questo ufficio è quello di soddisfare sempre di più le richieste dei chirurghi e cavalcare l'onda dell'innovazione, quindi preparare tessuti e distribuire tessuti all'avanguardia sostanzialmente, questo perché i tessuti di nuova generazione hanno un basso rigetto e soprattutto il paziente che fa un trapianto con questi tessuti dopo un paio di giorni riesce subito a riprendere la vista.